Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in questo momento all'interno del complesso di Sant'Antonino per visitare l'antico mulino. Andiamo! In origine questo era un convento, stiamo parlando del 1600 circa, a fine 800 questa divenne una caserma di sussistenza dove appunto l'esercito posava i suoi equipaggiamenti, il cibo, i rifornimenti eccetera. E qui proprio con l'esercito nacque il mulino. Per quanto riguarda i meccanismi del mulino, si suppone che fosse alimentato ad energia elettrica, perché nei muri sporgono, diciamo, delle bobine che appunto facevano passare l'energia elettrica. Nel 2004 tutto il mulino fu acquistato dall'università, dal Dipartimento di Architettura, che appunto si prese carico di restaurare il mulino. Questo era un pezzo originale, ovvero quello che c'è stato rinvenuto. Il grano poi passava attraverso questo canaletto, diciamo, e passava a questo levatore a tazza. Si chiama levatore a tazza perché appunto sono contenute delle tazze che sono messe appunto per ora in verticale. Loro cosa fanno? Arrivano qui, girano, prendono il grano e risalgono e lo portano appunto nell'altra stanza. Diciamo, questo appunto è il cuore del mulino. Questa è una tarara. Il grano veniva appunto tutto sporco, veniva messo in questa macchina, e via via veniva setacciato. Infatti noteremo che i fori di questa macchina sono sempre più piccoli perché appunto devono far mantenere il grano pulito. Poi la setacciatrice a cilindro. Poi ulteriormente il grano veniva pulito attraverso questo aspiratore e si passava al lavagrano. Là il grano veniva lavato e poi depositato nei silos dalle 24 alle 48 ore. Cioè, che veniva prodotto in questo mulino era finalizzato esclusivamente all'esercito di tutto il meridione, quindi visto che comunque in quel periodo c'era fame, è stato saccheggiato. In che periodo? Seconda guerra mondiale? Seconda guerra mondiale, esatto. Pensato fino a quando? Fino al 1950, su per giù anni 50. Bene amici della Finestra sulla Sicilia, spero che questa visita vi sia piaciuta. Alla prossima!